Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni J. Questa live ore 12:40 di questo 12 dicembre, lunedì 2022. Già, siamo arrivati quasi a Natale, si avvicina tantissimo Natale e come avevo preannunciato nelle mie precedenti live, per chi le ha viste, ho ricevuto altri 2 pacchetti che sono questi qui che dobbiamo andare ad aprire durante questa live. Come vedete alle mie spalle siamo già entrati pure dal cappellino, siamo già entrati in pieno periodo natalizio. Questo è il mio presepe 2022. Io faccio i presepi così, diciamo, dentro c'è l'acqua vera, il mulino che si muove. Insomma, mi ci dedico parecchio al presepe. Di qua c'è l'albero di Natale che non ve lo posso far vedere adesso, però questo è tutto il presepe. Lì giù in fondo c'è la capanna, quella con la stella, questa qui. Vedete, questa è la capanna e qui poi ci sono tutti i pastori, gli alberi, il pozzo, c'è un po' di tutto, insomma. È un presepe che richiede un po' di tempo per essere fatto, però poi è bello goderselo. Allora, qui abbiamo messo poi le tovaglie natalizie, come vedete, tutto lì sopra c'è una stella di Natale. Aspettate, di qua, eccola qui,
questa è una stella di Natale. Attenzione cani e gatti, io ho sia il cane che il gatto e li devo tenere lontani da questa stella di Natale, quella è una stella di Natale, va bene. Quindi stiamo facendo qui, vedete che di qua ho messo in vetrina il mio shuttle di Lego, eccolo qua. Insomma, stiamo facendo qualcosa, andiamo avanti, piano piano andiamo avanti, Qui da quest'altra, no, da questa parte qua ci sono qua sopra, se vedete, delle videocassette che dovrei riuscire a passare su DVD. Ora vediamo un po' quello che si fa e poi dal DVD devo passare un'altra volta sul file MPEG, ma questo esula dal discorso di oggi, diciamo, del Reni J e dell'unboxing di questi due pacchi. Allora, io direi senza ulteriore indugio, un attimo solo che mi si è bloccato il cellulare e voglio vedere come mai. Allora, forse è connesso alla rete sbagliata, infatti disconnettiamo, riconnettiamo un secondo solo. Qui è tutto live, è tutto fatto da me, è tutto fatto così in tempo reale per capire un po'. Allora, facciamo una cosa, chiudiamo qua e ripartiamo, è sempre per riniziare la cosa migliore, e vediamo. Ok, allora ci siamo, perfetto. Allora, quindi saluto gli amici che ci seguono sia da Twitch sia da YouTube che da Facebook, siamo in live su tutti e tre questi social. Allora, questo è un pacco, come vedete, allora Amazon, il baffo che ride, questo ride sempre, e guardate, già hanno cominciato ad usare lo scotch natalizio, ok? Praticamente dal giorno dopo il Prime Day hanno già cominciato ad usare lo scotch, il Black Friday più che altro, lo scotch natalizio. Allora, quindi noi dovremmo noi adesso qua, siccome abbiamo un po' spostato tutto, non vedo più dove sta il mio fidatissimo coltellino, ma noi ce ne freghiamo del coltellino e smanacciamo il pacco tranquillamente, come fanno un po' tutti gli youtuber. Tanto io so che qui dentro, smanacciando un pacco così grosso, io so che dentro vado a prendere un pacco più piccolo e questo lo tiriamo via. Ok, sbadabam, sempre baffo che ride. E adesso vedrete che c'è una similitudine con questo. Ok, guardate, due pacchi che ovviamente già avrete capito cosa contengono. I miei, diciamo, fedelissimi, quelli che mi seguono da più tempo, sanno cosa contengono questi pacchi. Allora, ok, leviamoci pure questo pezzettino di scotch. Allora, io direi di procedere senza indugio, ovviamente questi li ho comprati su Amazon, ok, senza indugio, ed andrei ad aprire questo pacco qui, Certified Frustration Free, ok? Allora, questi pacchi ovviamente lo sapete, sono ad apertura facilitata dal puntino nel verso delle frecce. Noi facciamo di questo e l'abbiamo già aperto. Allora, così poi vi dico pure qualcosa molto poco riguardo a questo particolare vinile, perché ne abbiamo già ampiamente parlato. Ed eccolo qui, ragazzi, il vinile di 40 Il sogno continua, vedete, di Cristina D'Avena con il suo bellissimo autografo. Ho pubblicato anche un video, anzi lei l'ha pubblicato, io l'ho ricondiviso, quindi non mi voglio prendere meriti che non sono i miei. Il filmato di dove lei stava firmando tutti questi vinili, ok? A proposito, vi invito a seguirmi anche su Waveful, troverete il link per Waveful in descrizione. Iscrivetevi perché Waveful è un social network molto simile a TikTok Italia, a TikTok, e però è fatto da italiani, e quindi merita di essere considerato. Tra l'altro sta migliorando
di settimana in settimana Waveful, sta diventando un ottimo social network, io ci perdo parecchio tempo. E questo è 40 il sogno continua, questo vinile, singolo vinile, ce n'è uno solo dentro, tra l'altro è bianco, questo adesso non ve lo apro, non ve lo sto ad aprire, però vi dico che dentro ci sono i brani contenuti nel primo CD dei due cofanetti, ok? Ci sono quindi i duetti, c'è il Valzer del Moscerino con Orietta Berti, c'è Magica Doremi con Lorella Cuccarini, Tasmania con Albe, Hamtaro, Piccoli Criceti, Grandi Avventure con Mischeta, Miu Miu, Amiche Vincenti con Elettra Lamborghini. Questo è al lato A, ok? Quindi vedete che è proprio la copia esatta del CD1 sia del cofanetto deluxe che del cofanetto normale, ok? Quindi andiamo sul lato B, c'è Pokémon con Alpha, c'è Calimero con Cristiano Malgioglio, c'è What's My Destiny Dragon Ball con J.R. Faccio la brava con DJ Matrix e Amedeo Preziosi, e poi c'è l'altro Natale che è un inedito cantato da Cristina D'Avena, che ovviamente è uscito proprio, lei spesso fa uscire queste compilation in periodo natalizio, guardate che bello che è questo vinile, tra l'altro essendo anche un vinile bianco e anche gatefold, cioè significa che si apre al libretto, vedete, non è che qui c'è l'apertura direttamente, questo si apre ed è diciamo un vinile molto molto bello. Allora, siccome questa live non la posso far durare tanto, che ho tantissime altre cose da fare, allora io direi di passare velocemente a quest'altro pacco, ok? Quest'altro pacco. Allora, su quest'altro pacco c'è qualcosa da dire. Allora, questo pacco contiene un vinile che io ho pagato poco più di 10 euro. Anche ieri stava allo stesso prezzo. Io intanto sto levando queste etichette perché forse per economia, per cosa l'hanno chiuso anche con queste etichette, forse non prendeva bene la chiusura stessa del pacco. Comunque vi stavo dicendo, io spedizione compresa su Amazon, quindi con Prime, l'ho pagato poco più di 10 euro, e 10 euro, diciamo, qui dentro c'è un doppio vinile di un artista che io, diciamo, conosco, però che non seguo tantissimo. Andiamo a vedere. Allora, guardate, questo è il doppio vinile bianco di l'ultimo suo album, che è Ultimo Solo. Questi sono due vinili qua dentro, bellissimi, e guardate. Allora, questi fino a ieri stavano a 10,50 euro, spedizione compresa, ok? Chi mi segue lo sa, io ho pubblicato la pubblicità anche su Waveful, su Il Mondo del Vinile. Su Il Mondo del Vinile è uno tsunami, cioè un gruppo su Waveful, ok? E lì ho pubblicato il link, che se sta ancora a questo prezzo ve lo lascio in descrizione, senz'altro, non c'è problema, ve lo lascio in descrizione, e vi lascio in descrizione, se si trova ancora, questo qui autografato, ok? Quindi questi due link ve li lascio in descrizione. Allora, cosa volevo dire? Allora, Ultimo Solo, questo è un bellissimo doppio vinile dove ci sono, diciamo, gli ultimi brani che lui ha cantato. Se volete ve li leggo, ma tanto basta che andate su Wikipedia da qualunque parte e li trovate lì, insomma. Sono tutti brani tra il 2020, diciamo, 2021, e quindi diciamo secondo me è un LP, un album che ha avuto discreto successo. Non ho capito come mai Amazon ha voluto fare questa enorme offerta e metterlo a soli, io non ho, diciamo, mai trovato un doppio vinile a soli 10,50 euro. Io come l'ho visto, poi ho detto a mia moglie, ma che facciamo, lo prendiamo, perché
io non sono proprio un fan di alto livello. A me sono un collezionista di vinili, quindi i vinili piacciono comunque, anzi me ne dovrebbero entrare, se tutto va bene, tra sabato e domenica un altro bel lotto di vinili che poi andremo a vedere insieme, andremo a sfogliare insieme, vedremo cosa conterrà questo lotto, vediamo tutto insieme, ok? Quindi diciamo sono un collezionista di vinili. Quando li trovo, ovviamente di Cristina sono un fan, sapete, c'ho un sacco di vinili e c'ho una marea di CD, ve l'ho fatti vedere. Tra l'altro il video su cui ho fatto vedere i CD di Cristina Avena è andato pure abbastanza bene, come visualizzazioni. Vi ringrazio per averlo visto. Quindi vuol dire che Cristina D'Avena ancora piace dopo 40 anni di carriera. Ovviamente lui è lontano perché è giovane dai 40 anni di carriera, però è un bravo artista, io lo sento spesso, preferisco però sentire i suoi brani tramite Spotify, tramite Alexa e tramite diciamo tutti i formati digitali, ok? Piuttosto che acquistare il vinile. Però a questo prezzo, diciamo, due vinili nuovi, bianchi, imballati, con tutte le spese che voi sapete. Io ho detto sempre che per stampare un vinile nuovo, tra l'altro questo non è diciamo una ristampa, è proprio un vinile nuovo, e quindi per stampare un vinile ci sono dei prezzi e dei costi dietro abbastanza elevati. Trovarli a 5 euro l'uno più o meno, due vinili a 10 euro, ho detto senti, prendiamolo per 10 euro, vale la pena senz'altro, ok? Quindi questa voleva essere una live così molto rapida, molto veloce, in cui io dovevo soltanto sballare questi due. Allora, solo doppio vinile, ve lo dico, bianco, non è né limitato né numerato né niente, però è il doppio vinile bianco di Ultimo, che si intitola Solo, ok? E questo io l'ho pagato 10,50 euro, più o meno 11 euro, 10,50 euro. E questo invece è il vinile dell'ultimo album di Cristina D'Avena, che è uscito anche in doppia versione su CD, a 3 CD cofanetto normale, 5 CD cofanetto deluxe, ok? Trovate anche tutti i vari unboxing, le cose che io ogni tanto faccio sul mio canale. Quindi adesso in chiusura di live parliamo un po' di... Allora, innanzitutto iscrivetevi al canale, a questo canale YouTube, al canale YouTube, e attivate la campanella, perché è l'unico modo che avete per sapere quando io sto in live. Io prettamente faccio video live, non faccio video registrati perché non mi piace. Mi piace fare questi video live così molto veloci, quando ho 5 minuti vado in live e parliamo del più e del meno dell'argomento, ovviamente della live che io scrivo in descrizione. Quindi ero rimasto al canale YouTube, attivate la campanella e se vi piace ciò che faccio iscrivetevi al mio canale, è gratuito, quindi non c'è nulla da pagare, quindi non costa nulla. Andate a visitare i siti che scorrono qui in alto. Uno è www.classe74.it, sul quale sito troverete dei link a prodotti Amazon, diciamo tra virgolette consigliati da me, e dei link a delle pagine Amazon di non facile reperibilità, che vuol dire che sono pagine un po' nascoste, un po', diciamo che non è facile trovarle. Tramite il mio sito basta che ci cliccate, vi rindirizza subito o sull'app di Amazon sul cellulare o sul sito di Amazon tramite il PC, senza nient'altro. Allora non dovete registrarvi sul mio sito, non è richiesto nulla, quindi assolutamente è un sito sicuro al 100%, HTML puro, quindi non richiede registrazione né nulla, perché voi potrete poi fare gli acquisti direttamente su Amazon. Lì ci sono solo degli articoli che io consiglio, così come su legolando.it. Su legolando.it è dedicato prettamente ai set di Lego, ok? Come avete visto, no, mi sposto di qua, eccolo qui, questo è lo shuttle di Lego. A me piacciono parecchio i Lego, anzi a breve farò un video dove dovrò ripristinare il case di Lego del PC che io avevo dentro Morena Computer,
magari ci comprerò una scheda madre nuova un po' più performante, perché dentro c'era la scheda madre di un Pentium 4 di un Dell GX 240, quindi figuriamoci, vecchissimo, e quindi lì magari andiamo a sfruttare, a recuperare il case di Lego e a metterci dentro un PC magari di ultima generazione. Vedremo quello che riusciremo a fare. Sono un patito di Lego, quindi www.legolando.it contiene quelli che sono i miei consigli e i miei set che vi consiglio di acquistare. Poi sopra sta passando adesso, vedete, renijstore.it. Mi piace un sacco questo sito perché, come sapete, io sono un patito di musica e essendo un patito di musica mi piace anche come ascoltare la musica. Quindi su questo sito troverete giradischi, trazione a cinghia, trazione diretta, amplificatori, mixer, casse attive e passive, insomma di tutto e di più. Ci troverete le console da DJ sia standalone che... Ciao Luke! Complimenti per i tuoi video, sia quello là con Marco Valleggi, mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente la tua voce si sentiva poco, ma purtroppo non è dipeso da voi. Lì organizzare, solo chi fa le live può sapere la difficoltà che c'è dietro l'organizzazione di una live. Io ho dovuto completamente eliminare una live perché i microfoni di questa videocamera che sto usando ogni tanto si bloccano, e quindi quella live a me era una tutta muta. Era una live bellissima, tra l'altro dedicata all'ultimo numero di Passione Amiga, che poi rifarò quando uscirà il prossimo. Quindi a gennaio farò una live in cui parlerò di tutti e due i numeri, quello di dicembre e quello di gennaio, di Passione Amiga. Ok? Mi è dispiaciuto tanto cancellarla quella live, perché avevo detto tantissimo, avevo nominato i Commodore, avevo nominato tante cose che c'erano recensite lì sopra. Io ne avevo parlato per quanto riguardava la mia esperienza, ok? E quindi mi è dispiaciuto e so quello che c'è di difficile dietro. E poi invece ho visto la live questa notte addirittura di Marco Valleggi, che è andato a mettere, tra virgolette, a rimettere una scheda madre mini TX di un PC dentro un case di un Commodore 64X. Io voglio dedicare poi, non so se magari pure oggi, mo vediamo come sto messo, perché devo fare un sacco di cose oggi ho davvero tante cose da fare, però a seconda di come sto messo io voglio dedicare una live al C64X e alla Commodore USA, perché io ci ho avuto diretto contatto quando avevo Morena Computer. Ok? Quindi vi parlerò di tutti i pregi, i difetti di Commodore USA, di Commodore OS Vision. L'ho avuto per 3 anni, installato Commodore OS Vision a disposizione dei clienti. Commodore OS Vision è basato su Linux Mint, e io ero anche dato che mi piace parecchio come sistema operativo Linux, ero dentro il mio negozio, io avevo la DSL in fibra, l'HDSL, e quindi ero diventato un punto di download di tutte le versioni Linux che esistevano. Io me le ero praticamente tutte scaricate in locale e le ricondividevo per gli utenti del mio sito, per gli utenti che volevano avere in un unico posto, perché voi le trovate tutte su internet, le distro Linux, sono quasi tutte gratuite, per non dire tutte, però c'è il problema che le dovete andare a cercare magari una per una di qua e di là, mentre invece con il mio sito ce le avevate tutte quante, però disponibili subito per il download, le ISO, facilissimo. Poi le ISO le potevate scrivere su chiavetta oppure masterizzare su DVD. Poi non c'entra niente questo con quello che dovevamo parlare di questa diretta. Ho visto che si è collegato Luke74 Channel, vi invito ad iscrivervi al suo canale perché è molto molto bello, molto curato, le sue live oramai lo sappiamo tutti, sono molto molto belle. Invito ad iscrivervi anche al canale di MVV Blog di Marco Valleggi, un altro amico di vecchissima data. Io lo conosco da quando cominciò a fare kit, da quando comparve su TG2 Motori,
Lui era anche su Facebook all'epoca, poi si è cancellato. Diciamo, io l'ho rincorso un po' su tutti i social, adesso c'ha un bellissimo canale che va benissimo, che è MVV Blog, c'è pure MVV Blog 2, insomma ovviamente c'è e rimane su YouTube il suo canale, lo trovate sempre tutto da lui dedicato a Supercar, a Kit, quindi diciamo che dovete seguire questi due youtuber che ne vale molto molto la pena. Allora, in ultimo vi invito a visitare anche il sito www.starwarsstore.it, in cui troverete tutti i prodotti legati alla galassia lontana lontana, ma non solo, perché Star Wars Store è un sito sempre in divenire. Purtroppo momentaneamente ho perso tutti i dati relativi al sito perché mi si è rotto un hard disk da 5 tera, in cui sono riuscito a recuperare solo mezzo tera, quindi ho perso 4 tera e mezzo di dati. Sto sul disperato ma non serio, ma non fa niente, come diceva Giorgio Faletti, disperato ma non serio. Va bene, detto questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live, non so quando sarà, attivate la campanella e iscrivetevi a YouTube, al mio canale YouTube. Vi saluto e aspettate che vi devo organizzare un attimo la sigletta finale, perché se no non funziona. Aspettate un attimo, che qui per organizzare la sigla finale è tutt'altro che semplice. Eccoci qui. Allora vi saluto, vi do appuntamento, quindi questa live abbiamo sballato Cristina d'Avena 40 il sogno continua, il vinile originale bianco autografato, come vedete è autografato sul davanti, Cristina d'Avena, con tutto scarabocchiato, cambia la firma. E poi abbiamo visto 10,50 €, l'ultimo LP di Ultimo solo. Ok? Grazie di essere stati con me, ci vediamo, buon pomeriggio a tutti ed auguri perché siamo in periodo natalizio. Auguri a tutti, ciao!